perché non è una cosa non reputo una cosa normale che una bomba ti scoppi sotto la camera da letto. Cioè, siamo rimasti chiusi, terrorizzati dentro casa fino a stamattina. E noi siamo in ansia adesso perché abbiamo una bambina di 5 settimane appena nata e non è una cosa che può, a mio avviso, accadere nei giorni nostri. Lo shock è ancora forte, a poche ore dal boato. La famiglia di Walter Nisi è una delle 4 che abitano in via Oriago a Chirignago, nel condominio che ospita il piano terra e il credito cooperativo. Lo stesso da dove per tutta la giornata di oggi si sono estratti pezzi di lamiere e di arredamento andati distrutti dall'esplosione. Più avanti, anche a ridosso della strada, frammenti del bancomat schizzato via come un proiettile verso l'esterno, frammenti che avrebbero potuto anche colpire auto in transito in quel momento. Perché stavolta i malviventi specializzati in assalti a bancomat e casse continue, ultimi botti mercoledì scorso ad Olo e stanotte a Caorle, hanno agito diversamente. Non si sono accontentati di colpire dall'esterno, sono penetrati nella banca forzando una finestra laterale dopo aver oscurato le telecamere di sorveglianza e hanno preparato la miscela di gas esplosivo dall'interno. Devono aver esagerato perché la deflagrazione, oltre a scardinare il bancomat, ha devastato l'interno della banca. La porta d'ingresso è volata via oltre i banconi e gran parte delle banconote sono andate bruciate. Un gran botto e dopo le sirene della banca sono sotto anche la nostra finestra della camera. Polizia, fumo, vigili del fuoco. Voi siete rimasti dentro? Casa con le sirene, tutto quanto che suonava e il fumo che veniva fuori dal terrazzino. Sul posto sono giunti polizie e vigili del fuoco che hanno allertato anche un mezzo del nucleo NBCR per il rischio di eventuali danni alle condutture del gas. Fortunatamente la struttura ha retto, non è stato necessario evacuare le famiglie sotto shock. Rimane infine l'amarezza per l'assuefazione al crimine, come quando il signor Nisi ha informato l'agenzia immobiliare di quanto avvenuto, ricevendo questa risposta. La criminalità è normale, e abitate sopra una banca, dovevate aspettarvelo.